Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con AIEM. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa manifestazione e i numerosissimi partner e media partner che ci aiutano a vario titolo a diffondere l'iniziativa. Iniziativa giunta quest'anno alla quarta edizione con un titolo che è Il cambiamento sei tu. Abbiamo iniziato questa mattina con il professor Saudino, continuato con Fabio Porporato e questo è l'appuntamento delle 17:30, il terzo della prima giornata. Siamo sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo tutto il pubblico molto numeroso che ci segue tutti gli anni da tutta Italia. Salutiamo in particolare questo pomeriggio gli educatori, i pedagogisti che partecipano per interesse professionale all'appuntamento con il nostro relatore e ringraziamo tutte le persone che supportano il nostro festival anche rilanciando le nostre dirette sui propri canali social. Ricordiamo che tutto il programma della manifestazione lo trovate sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it, dove trovate anche i link per partecipare alle dirette e dove poi rimane la mediateca con tutti gli interventi di tutti i relatori. Prima di presentarvi l'incontro di oggi passo la parola a Paolo Bassetto, consigliere comunale di Vittorio Veneto, che interviene per un saluto istituzionale. Grazie di essere qui. Benvenuto. Buonasera a tutti e a tutte. Mi permetto di portare il saluto da parte del sindaco della città di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, e il saluto anche dell'assessore alle politiche scolastiche, Enrico Padoan. Aggiungo anche il ringraziamento dell'amministrazione comunale a tutti coloro che in questi anni si sono impegnati nella riuscita di questo importante ciclo di eventi e anche a tutti coloro che si stanno impegnando in questo momento nella buona riuscita. Un ringraziamento anche al relatore di oggi, di questo pomeriggio. Un augurio di buon lavoro a tutti e seguirò anche con interesse questo importante evento del pomeriggio, augurando anche un buon prosieguo per i prossimi che sono in programma. Grazie. Grazie mille, consigliere, grazie per il saluto istituzionale e quindi introduciamo l'incontro di questo pomeriggio che si intitola Dalla norma alla pratica, costruire comunità di educatori e pedagogisti. Abbiamo invitato per questo tema importante Fabio Olivieri, che ringraziamo sentitamente per la presenza, siamo proprio contenti di averlo qui con noi a Educhiamoci. Fabio Olivieri è pedagogista, supervisore, counselor rogersiano, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma 3. Dal 2020 presiede la FEDERPED, è stato fondatore e presidente del Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori, insegna teoria e metodi della consulenza pedagogica, pratiche di intervento professionale ed è responsabile dei laboratori di pedagogia sociale e di supervisione professionale. Le sue aree di ricerca riguardano lo sviluppo professionale comparato del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico in Italia e in Europa, nonché le metodologie di intervento positivo in ottica evidence-based. Fondatore della rete dei caffè pedagogici in Italia e attualmente consulente esperto per la normativa riguardante le professioni pedagogiche. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande al relatore commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete ora comparire in sovraimpressione. Non mi resta che augurare a tutti buon incontro e lasciare la parola a Fabio Olivieri. Grazie Marco, grazie anche all'amministrazione comunale e agli organizzatori di questo evento importante che devo dire avevo avuto modo di intercettare negli anni precedenti, ma non mi ero mai addentrato nella disamina più approfondita, per cui questo invito ha rappresentato anche un'opportunità per riuscire a comprendere meglio
quanto lavoro c'è poi dietro l'organizzazione di eventi come questi, che portano tra l'altro quest'anno un titolo che mi sembra assolutamente appropriato rispetto almeno alle professioni pedagogiche, quello del cambiamento. Un cambiamento che ha interessato ormai e sta interessando con le nuove disposizioni tutti gli educatori e i pedagogisti in tutta Italia, e che seppur con una serie di criticità che poi magari, se ci sarà tempo e modo, avremo occasione di affrontare, però indubbiamente era un percorso necessario, no? Un percorso necessario che, rivedendo il titolo del mio intervento, forse sarebbe opportuno capovolgere, di invertire la prima parte, perché in realtà è dalla pratica alla norma e non dalla norma alla pratica, se per norma almeno intendiamo, diciamo, le disposizioni recenti. Quindi io quello che pensavo di condividere nella giornata di oggi era l'esperienza che ho avuto nel corso di questi ultimi anni nel cercare di facilitare, non di condurre, ma di facilitare effettivamente gruppi di colleghi e colleghe sparsi un po' in tutta Italia. E questa avventura, tu prima la citavi come Caffè Pedagogici, inizia da alcune considerazioni di base. La prima, che è abbastanza evidente, insomma, per tutti coloro che si occupano di educazione a livello professionale, era il mancato riconoscimento, il mancato valore attribuito a queste figure, che nel corso degli anni ha generato non soltanto uno scontento, ma un vero e proprio disempowerment relazionale. Perché relazionale? Perché di fondo, quando tu per primo non vieni riconosciuto, è difficile riuscire ad avere la forza per legittimare l'altro, e l'altro però è esattamente la persona che ha bisogno di questo riconoscimento, di questo riflesso. Per cui un po' diciamo in concomitanza poi con il percorso dottorale, ma nel 2015 ho cominciato a sperimentare quelli che sono ormai, diciamo, conosciuti, più o meno noti, come caffè pedagogici. In realtà il caffè pedagogico era una realtà, i caffè pedagogici erano una realtà già esistente proprio in Nord Italia, e se non sbaglio addirittura proprio qui in Veneto, se non ricordo male, ma erano, diciamo, si limitavano ad una cornice di interventi, di confronti di carattere frontale, quindi di natura più frontale e non partecipativa. Da qui ho pensato che forse, come spesso avviene poi anche nella vita ordinaria, il riconoscimento dovesse passare dapprima attraverso il dialogo, perché se non riusciamo a tessere la stessa matrice semantica, quindi riuscire a parlare con gli stessi significati, il rischio è che anche se ci incontriamo non ci riconosciamo. E quindi questo è un po' stato, diciamo, il leitmotiv del caffè pedagogico, che come vedete qui in una mappa che aveva elaborato un mio collega, che ringrazio, Samuel Spiga, è stata una realtà che inizialmente è partita da Roma e Milano, quindi due città che si sono quasi diciamo, contese un po' anche il numero di caffè pedagogici nel corso degli anni, perché ogni realtà ovviamente aveva un suo indice di frequenza diverso, e l'esperienza è stata, devo dire, arricchente sotto tutti gli aspetti. Sono nate collaborazioni fantastiche, sono state fondate associazioni, sono state generate nuove prospettive di lavoro anche per chi ha partecipato, semplicemente attraverso la conoscenza. E questo credo che sia l'elemento che almeno nel 2015 mancava. E il caffè pedagogico sicuramente è stata una delle tante modalità che è riuscita a rispondere a questo, e che nella sua cornice, come vedremo adesso, assolutamente semplice nella sua proposta, è stato poi addirittura, come dire, esportato oltre Alpe, perché diversi caffè pedagogici, credo che ancora vadano avanti, sono condotti da una collega in Germania, a Berlino, e altri sono stati realizzati in Brasile, e quindi
diciamo che questa diciamo, iniziativa ha cominciato a prendere forma. Quindi, partendo un po', diciamo, da quella che è la storia, ma questa parte l'ho già evidenziata, l'idea era proprio quella di arrivare a sviluppare anche una modalità di confronto che facesse meno ricorso a dei termini di uso comune e che cominciasse anche tra i professionisti a sviluppare un certo codice linguistico, un certo registro, no? di termini anche. E quindi la partenza è stata un po' questa, cioè riuscire di fronte ad un deserto di pratiche più o meno consapevoli, cercare un po' di dirimere il buonsenso dall'educazione professionale, perché non sono assolutamente la stessa cosa. Rispetto a questo, l'educatore e il pedagogista sicuramente come professionisti offrono un contributo fondamentale proprio perché hanno questo compito di traghettare un'esistenza che inizialmente è solo organico-biologica a fiorire verso un'umanità che è un principio già valoriale e che quindi esula da componenti meramente organiche o biologiche. Per cui l'idea era quella di provare, sperimentare anche attraverso queste esperienze sociali, queste continue transazioni, no, di incontri, cosa ne sarebbe venuto fuori. Nella realtà i caffè pedagogici non hanno mai avuto un fine specifico se non quello di incontrarsi e di vedere anche, di provare anche a assaggiare un po' quali fossero i temperamenti, diciamo, delle diverse aree di professionisti sparsi in tutta Italia con problematiche di natura diversa seppur riconducibili ad alcune linee, diciamo, condivise da tutti quanti. Quindi siamo partiti un po' da qui, siamo partiti dal riconoscere un ruolo professionale all'educazione e quindi non soltanto un discorso legato alla vocazione, non soltanto un discorso legato al volontariato, dimensioni che condividiamo anche con altri professionisti del settore come gli assistenti sociali, perché ovviamente tutta la parte relativa alle esperienze, diciamo, le prime esperienze di intervento sociale nascono in un'area che è quella diciamo, britannica e che hanno visto la compartecipazione di organizzazioni caritatevoli che, non essendoci un welfare a tutti gli effetti, cercavano di come dire, rivestire questo ruolo, no? di rispondere a quelle carenze strutturali anche da parte di alcuni nuclei più fragili o più vulnerabili, come sarebbe corretto dire, o in condizione di vulnerabilità. L'idea quindi era un po' diciamo, capovolgere il sentire comune che generalmente risponde a delle domande che richiamano una riflessione con la classica frase "si è sempre fatto così", no? E che è un must del mondo scolastico, del mondo dei servizi, perché effettivamente ci rendiamo conto che nell'esperienza pratica quella che viene meno poi è il rimettere in discussione le premesse e che quindi una volta che quelle premesse sono state discusse esiste un progetto pedagogico, il progetto pedagogico vivrà per sempre, ma non è così perché sappiamo che la nostra è una professione che ha come riferimenti caratteristici un alto turnover e che quindi spesso e volentieri quella continuità educativa di cui in tanti ci si riempie la bocca, poi di fatto noi siamo i primi come dire, a metterla a rischio perché soprattutto nelle relazioni con i minori questo diventa un elemento veramente fondamentale. Per cui il passaggio era un po' quello da dire si è sempre fatto così a una domanda che secondo me è vitale e che è a quale prezzo? Perché fondamentalmente è questo. Perché è chiaro che alcune cose possono essere reiterate, ma dobbiamo essere pure consapevoli degli effetti che poi generano sull'oggetto, sul soggetto, no? Verso cui le indirizziamo. Per cui l'educazione fondamentalmente parte già dal presupposto che rispetto ad altre professioni, ad altre cornici di riferimento epistemologiche, è
una scienza che mira a domandare più che a rispondere e a creare i presupposti affinché il soggetto o i soggetti possano poi contribuire attraverso la loro co-costruzione di conoscenze. Ma d'altro canto è anche vero che se vogliamo guardare in modo un po' più critico la situazione, il rischio di approdare a questo linguaggio di senso comune talvolta compete anche proprio ai professionisti, quindi educatori e pedagogisti, che spesso avallano, no, delle forme o delle pratiche che sono assolutamente decontestualizzate anche rispetto all'obiettivo finale. Quindi il primo presupposto che ho voluto ci fosse all'interno dei caffè pedagogici era proprio quasi l'obbligo, oserei dire, di ricorrere ad un linguaggio scientifico, cioè che l'idea che rispetto ad un intervento io possa decidere senza consultare quali sono le ricerche attuali, contemporanee, no? In tutte le aree del sapere, dalle neuroscienze alla psicologia, alla pedagogia e così via. Questo sicuramente rappresenta già un differenziale positivo rispetto alla prassi comune, perché ogni volta che noi non ci interroghiamo con riguardo a queste cornici di riferimento significa che stiamo agendo attraverso i nostri valori, attraverso la nostra storia, e della nostra storia, per quanto a noi sembri importante, in realtà non è di particolare interesse per gli altri, ma soprattutto rischia anche di essere dannosa quando non è rielaborata consapevolmente. Quindi alcune domande che riguardavano, cioè alcune domande stimolo che poi emergevano anche all'interno dei caffè, era quello che penso, quello che sto dicendo, effettivamente sulla base di che cosa lo affermo, perché già questa sarebbe una domanda, come dire, di base che aiuterebbe ad orientare e a dire, cioè, in base a quale teoria io credo che questo tipo di intervento sia opportuno, a quale teorie, perché ovviamente nessuna teoria può spiegare la complessità del vivere umano e quindi necessariamente ci deve essere una concorrenza tra diversi sguardi e diverse prospettive. E poi verificare soprattutto rispetto a questo, rispetto quindi anche alle ricerche, a ciò che è stato portato avanti, se effettivamente c'è un controaltare, perché questo è un passaggio che compete molto alla mentalità del ricercatore, ma d'altronde noi in qualità di educatori e pedagogisti forse per antonomasia siamo i ricercatori per eccellenza e quindi questo domandare deve rientrare anche nella capacità di dirci quanto sono affezionato all'idea e quanto effettivamente invece ho desiderio di compenetrare questa realtà e di mettermi a disposizione dell'altro affinché l'altro possa crescere, no? Formarsi, generarsi come umano. E quindi chiedersi anche, ci sono per esempio ricerche contrarie rispetto a questo? Come mi muovo in questa logica? Anche semplicemente domandarsi questo può sicuramente fare la differenza rispetto alla qualità degli interventi resi. L'altra era quella di promuovere un impegno, reciproco, perché questo devo dire che forse è il passaggio più difficile per chi intende realizzare dei gruppi e mi ci sono scontrato più volte prima di arrivare ai caffè pedagogici, cioè l'illusione che siccome un gruppo di persone è interessato a fare qualcosa, allora quel qualcosa avrà vita. Non c'è niente di più falso. E nel momento in cui cominci a muovere i primi passi in quella direzione ti rendi conto che poi alla fine sei tu che traini questo carrozzone e tutti gli altri stanno dietro aspettando di vedere in quale strapiombo andrai a finire, no? E quindi un altro presupposto di base che ho preferito chiarire è proprio quello rispetto al promuovere l'impegno reciproco, cioè il tempo è qualcosa di estremamente prezioso che se io riesco a valorizzarlo nella maniera dovuta, nel senso che riconosco il tuo tempo tanto importante quanto il mio, allora entro quasi in una dimensione di imbarazzo nel chiederti di fare qualcosa per me, perché mi stai donando quello che, come dice Mujica, è qualcosa di non monetizzabile. Il tempo speso non torna mai indietro, non ha un valore di riferimento, okay? Non ha un referente in questo senso. L'altra questione
è stato un po' dove iniziare, cioè quando vogliamo costruire un gruppo, una comunità o un coordinamento, no? In riferimento a da dove posso prendere, cioè da dove muovi i primi passi, indubbiamente cominciando a interessare le persone più motivate, cioè quelle che maggiormente possono essere contattate, sono disponibili magari anche ad allargare la loro cerchia, a interessarsi rispetto ad altri colleghi, ad altre situazioni, perché i caffè pedagogici poi in realtà sono nati non soltanto per i pedagogisti e gli educatori, ma nel corso degli anni hanno partecipato tutti, da architetti a casalinghe, e quindi c'era questa dimensione di confronto che era molto più ampia e che però rappresentava anche una base, cioè un tessuto attraverso cui era possibile tessere le trame di una conoscenza anche per il cittadino comune. Quindi un'occasione per confrontarsi e un'occasione per conoscere questi due professionisti ancora, diciamo, troppo relegati ai margini di tutto il lavoro sociale e sanitario. L'altra questione era l'aver cura dell'altro, e questo diciamo che risponde un po' al discorso che facevamo prima rispetto alla reciprocità, ma anche a tutti quegli elementi di setting che spesso vengono sottovalutati. Qui per esempio abbiamo una cornice particolarmente curata che invita, che accoglie e che non è semplicemente il vediamoci per parlare in un ambiente scarno, e quindi i caffè pedagogici avevano un po' questa dimensione che poi variava, devo dire, da nord a sud, dove a partire da Roma, arrivando fino giù in Sicilia, cioè ogni caffè pedagogico era 1 chilo in più che portavi a casa, perché diventavano delle tavolate gigantesche di persone stese sui prati, no? E poi dopo qualche foto ve la faccio vedere, e dove c'era proprio un clima conviviale in cui ti veniva voglia di condividere con l'altro. Però questo era grazie anche a tutta una serie di accorgimenti che andavano dalla puntualità all'accoglienza, anche semplicemente accogliere con un sorriso, con un gesto gentile, ma soprattutto avere quella dimensione diciamo di condivisione di elementi apparentemente futili, come appunto il caffè, che era un altro obbligo, diciamo, della questione, a cui poi generalmente seguivano tutta un'altra serie di, come dire, di cibari e varie, insomma, questo era un po' il senso. E soprattutto, perché questo credo che sia anche l'altro elemento, quello di non confondere la serietà con l'assenza di umorismo, e quindi la necessità anche di sorridere e di condividere momenti di spensieratezza che generalmente, insomma, non abbiamo, anche laddove, come dirò poi, insomma, in supervisione, no, può esserci sicuramente un perimetro entro cui sperimentarle, però la supervisione ha delle caratteristiche altre, insomma, rispetto ai caffè pedagogici. Quindi le regole erano fondamentalmente poche ma essenziali. Ci doveva essere almeno un educatore, un pedagogista che organizzasse l'incontro, dopodiché all'incontro poteva partecipare chiunque, un numero minimo di 4 persone, perché nel corso del tempo avevo cominciato a capire che partivano 8.000 richieste da parte di persone che poi dicevano siamo in 2, e in 2 rimanevano poi, no? E quindi diventava anche un dispendio di energie che non, insomma. Quindi a partire almeno di 4 persone. E l'altro aspetto che invece era, oltre al caffè, l'altro aspetto che era assolutamente necessario era quello di tenere un diario degli incontri che fosse aperto a tutti, per cui i diari ancora oggi sono sul gruppo, per quanto il gruppo ormai sia fermo, insomma, però i diari sono ancora pubblici e hanno costituito poi la base di tutta la ricerca successiva, che adesso poi vedremo, e che mi ha portato poi a sviluppare un certo orientamento rispetto alla supervisione, proprio perché grazie ai contributi, insomma, di tutti i colleghi e le colleghe. Di caffè pedagogici in realtà ne avevamo distinti 2 tipologie. Uno era più specifico
tra colleghi, diciamo, e professionisti del settore educativo, quindi la possibilità di riunirsi quasi in una sorta di intervisione, perché poi è chiaro che da qui emergevano richieste e istanze di natura più tecnica. Okay. L'altro invece erano aperti al territorio e quindi sviluppati a partire da temi che fossero di interesse comune. Tutto questo aveva una cornice di riferimento teorica, in parte riconducibile alla pedagogia freiriana e dall'altra all'orientamento umanistico rogersiano, quindi l'idea era proprio quella di ristabilire un ascolto che fosse generativo e quindi capace a sua volta di generare ulteriore ascolto a cascata nei confronti delle persone di cui generalmente ci prendiamo cura. Questo anche in relazione ad un pensiero, diciamo, specifico, che è quello da cui sono partito, cioè l'idea che se io vivo all'interno di un disvalore difficilmente riesco a riconoscere il valore dell'altro o anche semplicemente a vederlo, e quindi in che modo poi riesco qualitativamente ad incidere sulla vita di un altro soggetto. Questo, secondo me, non era un argomento di poco conto, e tant'è che le ricerche oggi ci dicono, anche tutto il documento di accompagnamento, per esempio, delle linee guida pedagogiche, che essendo stato pubblicato in inglese quasi nessuno si è letto, ma che in realtà leggendolo si scopre che alcuni requisiti, come la supervisione, per esempio, determinano l'incremento o il decremento dei tassi non soltanto di burnout, ma anche di turnover. E quindi stare all'interno di quella dimensione significa riqualificare e riattribuire valore al mio operato e quindi sentirmi anche in un momento in cui c'è uno spazio che è soltanto mio, perché così come noi ci prendiamo cura dell'altro, ci vuole chi si sappia prendere cura di chi si prende cura. Ecco, questo è un po' il senso. Gli altri due riferimenti sono ovviamente la comunità di pratica, su cui insomma è stato detto e ridetto, ma che nel caffè pedagogico però aveva anche una funzione interessante, cioè rendere un po' operativo quello che Yalom definirebbe come principio di universalità dei gruppi, no? Cioè il fatto che io sia in un contesto in cui opero e penso di essere il solo a farlo in quel modo, riconoscere che un altro collega, un'altra collega invece adotta magari la stessa metodologia e ha avuto dei risultati diversi rispetto ai miei, già questo mette in gioco tutto un sistema di valori, di credenze, di cultura personale e scientifica che necessita di essere, come dire, aperta, no? Confrontata, e quindi nei caffè pedagogici questo partecipare e reificare, e quindi l'idea di ripercorrere la pratica e al tempo stesso di riflettere su questa, veniva a generare un circolo virtuoso nel quale più io ero consapevole di ciò che facevo e più ero consapevole di quanto potevo condividerlo con l'altro, più aumentava il livello di volontà, di intenzionalità alla partecipazione. L'altro, che diciamo è più noto in tutto il mondo, è il Work Café, che però ha una metodologia che rispetto ai caffè pedagogici è completamente diversa. Quindi, però mi sembrava giusto citarlo perché insomma credo che anche questo sia un valore, nel senso che fare riferimento ai nostri quadri, diciamo, concettuali e teorici aiuta anche a riconoscere all'altro il valore di ciò che ha creato e generato a favore della comunità. Queste sono un po' di foto sparse, diciamo, non so quanto si vedano, dei caffè pedagogici che sono stati realizzati in queste città, ce ne sono un paio, e come vedete prevalentemente erano organizzati all'aperto durante le giornate in cui si poteva, e in altri casi si utilizzavano ambienti di fortuna, però per esempio, no, qui sulla destra, giù in fondo, vedete che ci sono tutta una serie di pacchetti confezionati che io non avevo mai dato come indicazione, ma che spontaneamente le persone hanno cominciato a capire che accogliere in quel modo avrebbe generato una risposta diversa. E vediamo un po', quindi dicevo prima rispetto ai diari,
I diari sono stati spunto per individuare da una parte i temi, dall'altra le problematiche, e quindi temi che riguardavano ovviamente scuola, RSA, studi professionali, genitorialità, rapporti disciplinari con altre scienze, quali erano i confini anche rispetto all'operato di altri professionisti, e questo devo dire che la definizione anche operativa e deontologica, questi sono tutti temi che in parte e solo in parte hanno trovato oggi una risposta, ma nel 2015 non c'era assolutamente nulla e quindi si navigava veramente a vista. E questo in un contesto qual è quello in cui opera l'educatore e il pedagogista è seriamente un problema non soltanto di qualità, di parametro standard di qualità, ma è un problema proprio umano anche, no? del rischio che io corro nell'agire secondo le mie idee e non secondo un riferimento valoriale. E poi questioni di carattere pratico, come si apre uno studio, di che cosa mi posso occupare, no? E tutta una serie di questioni. Le problematiche ovviamente erano, prima su tutto, la legittimazione istituzionale che al tempo ancora non era giunta e una pedagogia che manca nel dialogo quotidiano, perché spesso noi ricorriamo nello spiegare dei fenomeni sociali arriviamo ad utilizzare un'unica cornice linguistica che è quella medico-sanitaria nella gran parte dei casi, a definire dei quadri diagnostici, a ragionare in termini di diagnosi e noi quell'essere umano non lo vediamo più. E quindi quanto sono disposto a semplificare il processo il processo di vita di una persona al punto tale di ricondurlo ad una misura valida per tutti. Questo credo che forse è ancora oggi l'interrogativo che dovrebbe incalzare soprattutto i nostri responsabili politici. Necessità di dare anche vita ad una rete di salvataggio, perché ricordiamoci anche che l'altra caratteristica delle professioni educative, ma questo vale anche per gli insegnanti, è quello di non fare supervisione nella maggior parte dei casi, soprattutto nella zona tra il centro e il sud. Negli appalti, nei capitolati, la supervisione non è prevista, non sono stanziati fondi. Questa era la fotografia del 2015, oggi qualcosina sta cambiando, però insomma siamo ancora distanti dal reputarlo come dispositivo assolutamente vitale per ogni professionista, non soltanto per educatori e pedagogisti. E poi tutta una serie di questioni in riferimento proprio alla polisemia anche degli strumenti che venivano utilizzati, come, quando, perché, no? Un po' il discorso che facevamo prima. E l'altra questione era quello della finta emergenza educativa, di cui ormai è pieno, no? Sono pieni i giornali, per cui ogni fenomeno diventa improvvisamente emergenza educativa, come se, perché questo è il messaggio che fondamentalmente stiamo dando, è che se tu cadi è un caso, perché la norma è che tu non abbia bisogno di nulla nella vita. Così come si arriva a pensare, se ci riflettiamo, no? Tutti gli interventi, ma questo non riguarda solo l'Italia, dall'America fino al nord Europa, tutti gli interventi rivolti ai minori nascono come sostegno alla genitorialità. Ma nel momento in cui io sono genitore, il danno già è fatto. Il problema nasce prima. E quindi evidentemente un lavoro che va fatto è proprio una convivenza alla relazione, indipendentemente se poi sarà una relazione che genererà figli o meno. Perché quando un minore, quando un essere umano, per dirla in termini più corretti, quando un essere umano viene al mondo, quell'essere umano è già segnato dalla sua esistenza, non è possibile tornare indietro. E questo secondo me è una grandissima mancanza. Cioè l'idea che ci sia un po' una credenza collettiva che fondamentalmente se abbiamo degli apparati biologici in grado di riprodursi, automaticamente tutti noi siamo in grado di essere genitori. E questo credo che sia un po' l'implicito mai detto, ma che corrisponde alla realtà dei fatti, tanto che tu hai a che fare con l'educatore, con l'assistente sociale, con lo psicologo, solo nel momento in cui attraversi un momento di vulnerabilità. Ed è impensabile
L'educazione prima ancora di tutte le altre, visto che è il primo livello, i livelli fondamentalmente sono 4, okay? Livelli di vita. C'è un livello che è educativo e che coinvolge tutti indistintamente, c'è un livello che è sociale e che è già un sottoinsieme, perché nel momento in cui sono noto ai servizi sociali, evidentemente c'è qualcosa che riguarda alcune persone ma non altre. Quando fallisce quindi il livello educativo, su cui l'investimento è pari a 0, e si arriva direttamente a spingere sul livello sociale, ma il livello sociale anche implode. E quindi che cosa succede? Succede che il problema sociale viene trattato a livello sanitario. Si scende ancora di più e diventa ancora più specifico, al punto tale che alcune intersezioni, per esempio, sono abbastanza note. Questo collega Gianni Fulvi, che è il coordinatore del coordinamento delle comunità residenziali, e che spiegava proprio in diversi convegni che loro hanno delle difficoltà serie a far rientrare, per esempio, le spese che diventano sempre più di natura sanitaria all'interno di finanziamenti che hanno invece una origine sociale e che quindi dovrebbero rispondere a prestazioni sociali. Ma la realtà è che quasi tutti i minori che fanno ingresso in casa famiglia hanno anche psicoterapia e quindi hanno un trattamento sanitario, ma questo trattamento sanitario non viene pagato, non viene riconosciuto. Quindi siamo già, come dire, scavalchiamo già 3 livelli. E quello che dico sempre è il paradosso dei paradossi, cioè l'ultimo livello, quindi quando sono falliti tutti e 3, ne rimane l'ultimo, che è quello giudiziario. E dico sempre, chi ci ritroviamo lì? Il pedagogista. Cioè, questo è veramente l'assurdo. Anziché metterlo al primo livello, tu lo metti all'ultimo e quindi quando tu arrivi come minore a commettere dei reati, passi attraverso il tribunale e il tribunale ti fa il progetto pedagogico. E quindi stiamo dicendo che per essere visto come individuo, come essere umano, tu hai necessità di dover commettere qualcosa che è così evidente agli occhi degli altri che nessuno può far finta di nulla, come se esistere non bastasse. Le altre questioni, diciamo, emerse più o meno da questi confronti andavano, diciamo, nel cercare di dare maggiore spinta a quei sentimenti che, devo dire, nella maggior parte dei casi sono stati positivi, di incredulità anche, no? Da parte di molti colleghi che non si aspettavano di riuscire a fare il gruppo in così poco tempo. Quindi c'era qualcosa che evidentemente funzionava molto bene. E io penso che sia la cornice assolutamente informale attraverso cui i caffè poi venivano organizzati. Le altre problematiche, insomma, che in realtà non sono soltanto problematiche, per esempio c'era tutto uno scambio di pratiche, di testi, di libri, di letture, di riferimenti, che accresceva la comunità al suo interno e quindi ampliava anche il patrimonio conoscitivo di ognuno e le connessioni tra tutto questo e l'agire pratico poi professionale sul campo. Oltre, come abbiamo detto, insomma, anche la capacità di allentare un po' la morsa del lavoro quotidiano che rischiava di diventare così soffocante da non lasciare più respiro alle persone. Da qui, torno un secondo indietro, da tutte queste diciamo, questioni ho cominciato a ragionare sull'idea se potesse essere individuato un dispositivo in grado di poter rispondere, se non a tutte, a molte di queste problematiche che erano emerse. E ho cominciato a individuare nella supervisione come parte, come sottocornice della consulenza pedagogica, nella supervisione professionale un dispositivo capace di generare un confronto che fosse produttivo per tutti, produttivo a livello come dire, di scienza, a livello di coscienza e a livello anche proprio di agire. E da qui sono, diciamo, partito con l'idea di individuare un po' le radici anche storiche della supervisione, che per chi, diciamo, non ha dimestichezza con questo tipo di processo è un tipo di relazione sistemica che coinvolge una triade fondamentalmente, che è quella dell'operatore, del supervisore e del cliente finale. Questa ultima parte
non è di poco conto in relazione a quello che dicevo prima, cioè che il mio modo di vivere la professione naturalmente incide sul mio modo di operare in favore del cliente o dell'utente, che dir si voglia. Quindi la supervisione è fondamentalmente un processo che nasce in quella dimensione che accennavo prima, e quindi come supervisione dei volontari per cercare di arrivare ad una gestione amministrativa più efficace possibile, perché erano persone che investivano e quindi volevano che i loro soldi fossero ben spesi. Okay? E quindi anche lì c'era tutta, perché è subentrata? Perché c'erano esattamente gli stessi problemi che avevamo oggi, un altissimo turnover che non riusciva a garantire la continuità degli interventi. E quindi queste associazioni caritatevoli, queste organizzazioni caritatevoli hanno cominciato a istruire alcuni dei tutor, diciamo, più veterani nel guidare i volontari e verificare che ogni famiglia beneficiasse del massimo che poteva in relazione all'investimento che ogni organizzazione aveva deciso di offrire. Questo nasce prevalentemente in Europa, a Londra. Quindi, che cos'è ad oggi la supervisione, oltre ad essere un supporto all'agire pratico, professionale, che fondamentalmente è una forma di riflessione in prima battuta che consente di, come dire, di far convergere delle prospettive non soltanto teoriche ma anche empiriche in relazione al tipo di lavoro che svolgo, perché ovviamente non riguarda solo, come dicevamo prima, educatori e pedagogisti. Quindi, di fatto, della supervisione chi è che ne beneficia? Non ne beneficia soltanto l'educatore o il pedagogista del supervisionato, ma ne beneficia a maggior ragione il cliente finale. E questo è un tipo di, come dire, di considerazione che ci permette un po' anche di riorientare, no, rispetto alle nostre abitudini tutto quel set di competenze che abbiamo maturato in corso d'opera e che però necessitano ogni volta di essere rimesse in discussione. È un dispositivo fondamentalmente che è quasi, oserei dire, super partes, nel senso che è al di là e al di sopra del ruolo professionale, al punto che la supervisione, pur avendo una declinazione specifica in relazione ovviamente al tipo di lavoro che faccio, però di fatto coinvolge tutti, dal management dell'azienda fino all'organizzazione dei servizi territoriali educativi. C'è anche qui però un distinguo fondamentale, e lo capiamo di più se guardiamo per esempio le 3 funzioni principali riconosciute in letteratura della supervisione. Cioè, c'è una funzione che è prevalentemente supportiva della supervisione, c'è una funzione che è amministrativa, che era quella a cui accennavamo prima, no? Quindi la capacità di ottimizzare le risorse in funzione degli obiettivi che devo raggiungere, e poi ce n'è una terza che è quasi dimenticata, sarà un caso, che è quella educativa. Okay? Della parte educativa non ne parla nessuno. In realtà noi in Italia, avendo eletto, non so bene per quale motivo, la supervisione come area di competenza dello psicologo, quello che abbiamo sviluppato nel corso degli anni è stata una supervisione con una chiara matrice supportiva. E quindi spesso e volentieri le supervisioni diventano dei luoghi in cui si piange, dei luoghi in cui ci si scava la propria storia personale per individuare e giustificare come le tue debolezze personali hanno inciso sul rapporto con l'utenza, come se questo rapporto fosse unidirezionale. Questa è un po' la stessa storia tra genitori e bambini, no? Che ormai fortunatamente è stata superata, per cui è solo il genitore che influenza il bambino. No, gli studi ci dicono che è vero il contrario anche, e che quindi c'è un feedback e un retrofeedback, e lo stesso discorso vale ovviamente anche nel nostro ambito, e non possiamo pensare che una relazione possa essere risolta, una difficoltà pratica sul lavoro possa essere risolta solo a partire dalla propria storia personale. E questo è un primo elemento. Poi ce n'è un altro che io, come dire, riporto sempre, e oggi più che mai direi che ha valore, che è quello di dire: ma come posso pensare che per esempio un architetto chieda una supervisione
a un avvocato. No, cioè l'architetto deve essere in grado, al di là degli aspetti supportivi, deve essere in grado di capire se il suo agire ha senso e se ha senso fino a dove. Ma se io faccio una professione diversa dalla tua, in che modo posso guidarti su quella prospettiva? Qual è lo scenario che io apro? Lo scenario che io apro rischia anche di essere paradossalmente pericoloso, perché fino a che non c'è stata questa legge qui, noi per esempio non eravamo coperti da segreto professionale, ma questo alcuni dei supervisori che appartenevano ad altre professioni non lo sapevano, e quindi di fronte all'alleanza educativa col minore, dire che di fronte a un giudice, e dopo 3 anni di tribunale che mi sono fatto, devo dire che questo è l'elemento che emerge di più, dire che io sono l'unico che non può appellarsi al segreto professionale, ma che deve dire tutto quello che il giudice mi chiede, in che modo mina la relazione con l'altro? Quindi è chiaro che se io lo chiedo a un altro professionista che invece è coperto dall'articolo 348, a quel punto quello mi dirà, vabbè, ma c'è il segreto professionale per te, ma non per me, adesso c'è pure per noi, ma prima non c'era. Quindi questo semplicemente per fare, diciamo, per dare uno spunto di quello che è la dimensione attuale. Quindi dicevo, rispetto alla funzione che secondo me è prettamente pedagogica, che è quella di avviare un dialogo costante tra esperienza quotidiana e apprendimenti professionali, di modo che tutti quegli sguardi, quegli strumenti, quelle cornici di riferimento possano in qualche modo essere risollecitate, rivitalizzate, affinché non diventi una pratica sfitta. In questo senso, ovviamente, il ruolo del supervisore, quindi da un punto di vista educativo, può avere delle centrature che variano anche nel corso della stessa supervisione. Da una parte c'è un approccio che viene definito da Bernard come studente-insegnante, per esempio, e quindi il supervisore è quello che ha un'esperienza alle spalle e che la mette a disposizione dei supervisionati, da qui appunto di nuovo la sottolineatura sull'importanza di avere un'esperienza come pedagogista e non come fabbro o come falegname, e l'altro è l'approccio tra consulente e cliente, e quindi avere un focus più centrato sulla dimensione dei bisogni personali, no? Anche del professionista. E infine l'approccio del consulente, che è un po' quello che si concentra sulla relazione con il supervisionato, andando un po', procedendo un po' per conoscenze progressive, no? Assimilazioni progressive, ma al tempo stesso riconoscere anche al supervisionato tutta quella expertise con cui arriva all'interno del setting di supervisione, e che se io non conosco rischio di dire l'ovvio. Come sono arrivato poi passaggio dopo passaggio, adesso dopo la questione della definizione, il primo tentativo che ho operato è stato quello di provare ad elaborare un questionario sulla supervisione. Anche questo magari sorprenderà sapere che non esisteva uno, neanche a livello internazionale, e quindi di fatto noi ad oggi in Italia non abbiamo ancora una scala valida, al di là di quella sull'alleanza supervisiva, che però insomma ci dice poco nella realtà, su come la supervisione è concettualizzata dagli operatori. Cioè, che significa per me fare supervisione? Questo fondamentalmente era un po' il punto. E quindi qui vedete alcuni dati, insomma non mi soffermo più di tanto, però sul perché è utile la supervisione, oltre all'autoriflessione, molti di quelli che hanno risposto la vedono come un confronto guidato rispetto alle scelte professionali, un modo qualitativo per riflettere sulle proprie azioni e mettere in discussione anche il lavoro, cercando sempre di l'implementazione successiva. Più o meno questi sono i dati, non mi soffermo perché insomma non appesantirei semplicemente. Quello che è interessante è vedere, per esempio, come ti sei sentito in assenza di supervisione, no? E quindi questi sono i sentimenti, al di là di un'unica persona che ha risposto che è stata bene, che non ha fatto supervisione, uno, esattamente, che sarei curioso di conoscere, ma essendo garantito l'anonimato non c'era questa possibilità. E quindi
prevalentemente sono sentimenti di abbandono, spaesamento, smarrimento, insomma non avere riferimenti anche per quanto riguarda la gestione delle emozioni, oppure essere più capace e sicura di me, cioè venire meno rispetto a questo sentire, perché non riesco ad avere un confronto e quindi alimento maggiormente quel senso di insicurezza. Queste sono alcune delle problematiche che chi ha risposto al questionario ha riportato come elementi e come temi discussi in supervisione, che io ho diviso in modo, diciamo, non del tutto arbitrario, ma seguendo un po' la logica che offrivano, l'analisi che ne ho fatto, vanno nell'ordine di questioni di carattere personale, relazionale o professionali e amministrative. Okay. E quindi c'è tutto un elemento anche che emerge, per esempio, di sensi di colpa rispetto a alcune situazioni per cui il minore era scappato e io non me ne sono accorto, per cui diventa poi alla fine la supervisione anche un modo per pacificare e restituire all'altro quel senso del limite che purtroppo in educazione è presente, perché l'onnipotenza è sempre dietro l'angolo e quindi questo, ahimè, lo sbaglio e l'errore va con l'apprendimento, non se ne può fare a meno, insomma. E altre questioni, qui anche vado abbastanza veloce, poi magari lascio spazio se ci sono domande rispetto agli approcci, ma insomma... Stanno arrivando. Ah, ok, perfetto, quindi allora vado avanti perché preferisco di gran lunga il confronto. Allora, qui c'è l'elemento, diciamo, un po' nuovo rispetto a quello che era stato fatto fino a prima, perché come dicevo, ma se io parto nell'analisi di un contesto relazionale ricorrendo a un dizionario deficitario, come posso poi? Perché tutti dicono lavoriamo sulle risorse, ma in realtà vedono solo il problema. E quindi non è che se io lo dico poi diventa realtà, cioè innanzitutto devo capire quali sono le risorse, quali sono i fattori positivi, per esempio ad oggi nel quadro di riferimento dell'EPS PIPPI c'è una scheda di assessment che prevede che l'operatore, oltre a sforzarsi di individuare con molta più facilità e devo dire con voci in elenco molto più numerose, tutti quei fattori di criticità, deve anche saper individuare i fattori positivi di forza e di risorsa. Però restava il fatto che, a mio avviso, anche l'approccio di supervisione rischiava di riconfermare lo stesso linguaggio deficitario, continuando a rimestare la minestra sempre intorno al problema, sempre intorno a quello che non riusciva. Quindi la dimensione problematica, al che mi sono domandato, ma esiste una possibilità di capovolgere questo quadro e di restituire ai professionisti un linguaggio positivo, un linguaggio d'abbondanza, come viene definito? E l'ho trovato all'interno di questa cornice, che si chiama Appreciative Inquiry, che pur essendo ormai, diciamo, sul mercato internazionale da 40 anni, in Italia erano stati scritti 2 articoli. Esatto. No, non era proprio conosciuta, per cui salvo una collega che se ne occupa da diverso tempo, prima anche di me, e che organizza, diciamo, degli incontri, ma di fatto a livello scientifico non era mai stato scritto nulla, e salvo un paio di articoli molto didascalici. E quindi sono partito da lì perché fondamentalmente la supervisione è una forma di ricerca-azione e l'appreciative inquiry è una ricerca-azione con l'unico distinguo rispetto a tutte le altre forme di carattere più diagnostico, che mira a rilevare ciò che funziona all'interno di un organismo, e quando dico organismo intendo tanto l'essere umano quanto l'organizzazione. Partivo anche da un presupposto: io vengo da tanti anni di esperienza nelle risorse umane e so per certo che le aziende non investono mai in qualcosa che non funziona, perché non hanno tempo da perdere. Questa era una strategia, cioè una metodologia di approccio fondamentalmente di management, di gestione del management, e che però negli anni, perché nata negli anni '80, negli anni ha cominciato a svilupparsi in tutti i settori, compreso il lavoro sociale, tanto che oggi ci sono delle pubblicazioni che riguardano proprio Appreciative Inquiry in social work, per esempio. Uno di questi studiosi che io ho esaminato, che si chiama Stefan Koyokaru, è un docente di servizio sociale in Romania,
riportava uno studio qualitativo molto interessante che mi ha convinto poi a procedere in questa direzione. Lui aveva condotto 2 gruppi, uno sperimentale e uno di controllo, in cui agli assistenti sociali veniva offerto al gruppo di controllo la supervisione classica, al gruppo sperimentale la supervisione con un orientamento appreciative. I risultati in cascata, misurati attraverso il test sul rischio dell'abbandono minorile, hanno dato come riferimento questo: coloro che venivano, i clienti che venivano seguiti dagli assistenti sociali che facevano supervisione appreciative, riducevano del 50% i tempi di attivazione. Quindi la prima iniziativa da parte del cliente o dell'utente, che dir si voglia, avveniva 3 mesi dopo, anziché 6. E allora dico sempre, tu immagina l'impatto economico che questo ha. E da lì mi sono convinto a cominciare tutto un lavoro di ricerca che è durato non poco, insomma, per riuscire ad identificare, diciamo, una forma che però non deve essere assolutamente presa o assunta come forma rigida, perché non esiste una forma rigida in questo senso, ma che è sufficiente talvolta possa inserire alcuni di questi elementi appreciativi per cambiare veramente la cornice di riferimento. E su questo vi faccio vedere un passaggio, un paio di passaggi. Ho fatto una serie di gruppi, ovviamente sia di controllo sia sperimentali. Nel gruppo sperimentale quello che vedete sulla sinistra è la narrazione naturale degli operatori alla richiesta di quale caso volete parlare. Okay. Quello che vedete sulla destra è la sintesi di quello che è emerso dopo i miei interventi all'interno del gruppo. Ma nel figlio si vede ancora meglio. Cioè, nel figlio c'è un altro bambino. Quello di destra non è il bambino di sinistra, eppure è sempre lo stesso bambino. Allora, come dico sempre, è non tanto cedere alla sindrome di Polianna, per cui che bello, come riesce bene. No, non è quello ovviamente l'obiettivo. Ma quello che dico è: c'è differenza se io progetto a partire dalla cornice di destra o da quella di sinistra. E quindi, quale sguardo voglio restituire all'altro? Quello di una persona che è capace di molto o quello di una persona che per arrivare ad un livello deve partire da -70 per tornare a 0? Perché poi quello non è un livello di implementazione. Questo è anche l'altro aspetto dell'appreciative. L'appreciative rispetto al problem solving non lavora per ripristinare le condizioni, no, lavora direttamente nell'ottica della migliore condizione possibile. E quindi se quello è 100, con appreciative diventa 130 direttamente. Parte da -70 e diventa 130, non arriva a 0. Non normalizza l'appreciative, questo era il senso anche che mi intrigava. Caratteristiche del modello di intervento sono queste che vedete qui, brevemente. Critico comparativo, quindi c'è una dimensione in cui si rimettono in gioco e in discussione tutti quegli automatismi che appartengono al nostro agire, e al tempo stesso anche una dimensione di una cornice di comparativa rispetto a quello che gli altri poi portano all'interno della supervisione e alle possibili alternative percorribili. L'altra, ovviamente, è la dimensione appreciative, legata anche a tutta la cornice della psicologia positiva sui punti di forza, che è stato sviluppato nel counseling da Nimek, e infine indagine e integrazione, nel senso che la persona, quando arriva ad abbassare quelle difese, riesce maggiormente ad aprirsi, a domandare e anche a fare a far emergere quella disponibilità di integrare delle nuove conoscenze all'interno delle proprie. E infine, credo che siamo più o meno giunti al termine, e ci sono delle fasi, una fase di disarm viene definita, che in realtà altro non è che le 3 condizioni rogersiane, che però vengono definite così da una studiosa americana, il ricorso a domande generative. Questo è un elemento sicuramente diverso, di distinguo più forte rispetto alla supervisione classica. Come ti spieghi questi successi, chi ha contribuito a realizzarli, qual è stato il tuo ruolo, che hai fatto tu e che cosa hai ricevuto dagli altri, perché i successi sono sempre personali, i fallimenti sono sempre collettivi, e quindi invece bisogna un po' ricontestualizzare. E a proposito di ricontestualizzare, l'utilizzo di un linguaggio positivo, che non fa più leva sugli aspetti deficitari,
E poi ci sono tutta una serie di diciamo, fattori trasversali che, come dicevo prima, presenti già nell'analisi dei gruppi di Yalom, che sicuramente hanno contribuito. Ultima slide, il riferimento all'orientamento che appunto è supportivo, educativo e propositivo. L'ultimo è quello che forse merita 2 parole di più, perché la supervisione pedagogica rispetto ad una supervisione di stampo più psicologico si concentra maggiormente sugli apprendimenti e non tanto sulla scuola. Concludo qui, così magari lascio spazio, ecco questa era una foto finale con la caffettiera gigantesca di uno dei caffè pedagogici a Torino. E vabbè, insomma, questa è un po', diciamo, veramente un'estrema sintesi quasi di corsa, ma mi rendo conto anche che il tema è molto tecnico e quindi... È anche molto denso, ma mi permetto di dire anche molto coerente con il significato del nostro festival, che non a caso si chiama Educhiamoci, lo diciamo sempre, quindi l'aspetto della supervisione, il fatto di portare spazio e salute per noi e scambio anche, conoscenza reciproca dei punti di forza, oltre che delle criticità, è una delle strade in cui noi vorremmo proprio condurre le persone che ci ascoltano, che hanno un ruolo educativo. Quindi queste sono proprio occasioni di riflessione sul nostro ruolo, su come stiamo anche però, e su quali sono le buone prassi e dispositivi per riuscire a realizzare questo empowerment. Sono arrivate molte domande e quindi cercheremo di dare spazio perché insomma, il tema ha ingaggiato diversi genitori, insegnanti anche di diverse fasce di età dei ragazzi e dei bambini, però do la parola per primo a Paolo Bassetto per una prima domanda stimolo di rilancio appunto con dei contenuti che hai portato. Lo invitiamo qui con noi, eccolo. Grazie. Bentornato. Grazie molte e complimenti per il suo intervento. In realtà io innanzitutto non sono un tecnico, per cui confesso che in alcune parti ho fatto anche un po' di fatica, però un paio di spunti li ho avuti. Uno è anzitutto verso l'inizio, quando ci parlava della preziosità del tempo, e lì ho avuto così un primo pensiero e facevo riferimento al tempo che oggi scorre molto rapidamente in realtà. Penso anche sempre in ottica di cambiamento, alle nuove tecnologie, a quanto rapidamente magari passiamo da uno stimolo a un altro. Allora le volevo chiedere, ma come si può conciliare questa rapidità con la preziosità del tempo che abbiamo? E questo era una prima curiosità che mi era venuta sentendola. E la seconda invece era riferita, mi sono permesso di segnarmelo, è riferito ai minori. Lei diceva che quando il minore arriva in tribunale poi viene attivato il percorso pedagogico. Io credo che quando un minore arriva in tribunale sia un qualcosa di particolarmente negativo per il minore stesso e anche per la collettività da un certo punto di vista. Mi chiedevo come è possibile concretamente, secondo lei, arrivare prima e quindi cercare di intercettare prima questo disagio, anche mi viene da dire. Grazie perché sono tutte e due domande, secondo me che aprirebbero ad una trattazione molto più ampia, ma cerco di stare nella brevità anche dello spazio disponibile. La prima in particolare, come conciliare? Allora, partiamo dal presupposto che c'è una ragione di carattere neurobiologico, per cui noi non siamo costituiti per il multitasking e il mercato dell'attenzione è quello che oggi forse è il vero mercato, è l'unico mercato a cui tutti cercano di arrivare, perché fondamentalmente è quello l'obiettivo, cercare di attrarre la tua attenzione, forse anche per pochi secondi, ok?
Ma quando arrivano 150 stimoli in questa direzione, io credo che il passaggio necessario non sia tanto quello di educare i media, che sicuramente è utile, per carità, non sto dicendo che non lo sia, ma si tratta secondo me ancor prima di educare le scelte, perché se io so che cosa scegliere, quel tempo io me lo risparmio e me lo riprendo e non navigo nel mare magnum di opportunità dove ogni cosa sembra essere indispensabile, ogni cosa sembra meritare la stessa attenzione di un'altra, per cui che io veda la strage dei bambini a Gaza o l'ultimo modello dell'iPhone, sullo schermo ha esattamente la stessa valenza e lo stesso obiettivo, catturare l'attenzione, ma il rimando valoriale che io faccio in relazione ai due ha ovviamente matrici completamente diverse. E quindi dove andare a lavorare in questo senso? Ritornare ad occuparci di qualcosa che ogni tanto quando la nomini sembra quasi che, no, stai dicendo, come stai parlando del proibito, cioè ritornare a parlare di un'educazione a valori che siano laici ovviamente, ma che siano di impronta umana, perché altrimenti se non facciamo questo passaggio non è il tempo che accelera, il tempo di per sé non esiste. È la nostra percezione di dover gestire molte più cose di quelle che vorremmo, che fa sì che ci dà quella sensazione di rincorrere il tempo. Ma il tempo sta lì dov'è, sono le nostre scelte che cambiano ed è lì che bisogna agire. Per quanto riguarda la seconda domanda, direi che forse era implicito un po' nell'analisi che facevo prima. Bisogna partire dall'educativo. Se noi continuiamo a operare anche a livello di scelte politiche sul piano della frammentazione, dello spezzettamento, cioè se noi andiamo a leggere quanti fondi esistono per gli investimenti in campo educativo, la somma totale di questi investimenti sarebbe una cifra assolutamente appropriata per poter intervenire. Il problema è che io li spacchetto in capitoli di spesa, per cui quel capitolo di spesa, come lei ben sa, io lo posso spendere solo per quello, e se non è per quello, e poi mi avanza, resta lì, e poi si capisce bene che fine faccio. Allora, sicuramente bisogna ricominciare a pensare che la scuola non può essere l'unico viatico dell'educazione, perché ragionare in questi termini significa smentire la realtà. Oggi tutto quello che noi possiamo insegnare da un punto di vista contenutistico a scuola è possibile reperirlo tranquillamente online e quindi non c'è bisogno di andare a scuola per avere un'esperienza di contenuto. La scuola invece, come Dio insegna, dovrebbe essere un'esperienza di democrazia, dovrebbe essere un'esperienza di partecipazione, di relazione e quindi fondare ancora di più queste pratiche sulla dimensione della qualità relazionale. Adesso ultimamente sono 2 anni che facciamo un progetto di orientamento nelle scuole a fronte di 2000 studenti più o meno che ho incontrato e che hanno incontrato anche i miei colleghi. Quello che emerge in modo prepotente è la richiesta di ascolto da parte degli adolescenti. Ma ascolto non significa l'ascolto psicologico, significa proprio l'ascolto di chi ti riconosce come essere umano. E questa dimensione qua, se noi non la coltiviamo, è difficile riuscire a pensare che poi loro stessi possano, come dire, ridirezionare questa attenzione nei confronti di qualcuno, se per primi non sono visti. Questo è un po' il senso. Grazie molte. Grazie consigliere. E nel frattempo ti rilancio alcune delle cose che ci stanno arrivando. Allora abbiamo un commento da parte di Donatella, dice: credo che il grande cambiamento, o meglio rivoluzione, dovrebbe iniziare già da chi si occupa direttamente dei bambini e delle bambine, cioè si dovrebbero aver chiari dei principi fondamentali riguardanti lo sviluppo dei bambini e delle bambine anche rispetto alle neuroscienze. Questa ovviamente è un'osservazione che condividiamo, che si aggancia appunto al fatto di non essere autoreferenziali, ma di studiare e di ricercare dei quadri di riferimento. Poi sempre Donatella fa una domanda retorica, nel senso che presuppone già una risposta che condividiamo e che hai toccato prima, ma se l'investimento nell'educazione è pari a 0, non dovremmo già porci nella prospettiva di cambiarla questa situazione di scarso investimento? Ovviamente la risposta la conosciamo. Abbiamo
chiaramente prenditi il tempo per commentare, ma le domande sono qui. Un insegnante chiede per esempio perché secondo lei la supervisione scolastica all'interno dell'istituzione pubblica non è così frequente. Innanzitutto c'è un problema di resistenza, perché la supervisione è percepita da parte di coloro che non hanno ovviamente approfondito il tema come supervisione di controllo, quindi una supervisione che di quelle tre funzioni in realtà sviluppa solo il canale amministrativo, e quindi stai agendo bene, le risorse che hai le stai investendo nel modo dovuto, che tipo di... quindi questo è sicuramente quello di cui un docente non ha bisogno. Non ha bisogno perché? Non perché il docente nasca perfetto, assolutamente no, ma perché nella dimensione di qualcuno che non è stato mai ascoltato esattamente come il minore, cioè il paradosso è questo, è che l'insegnante non ascolta lo studente perché a sua volta non è ascoltato. E quindi se noi non interrompiamo da qualche parte, non inseriamo una pratica d'accoglienza e di riflessione, questo in cascata non avverrà mai nel gruppo classe. C'è una sorta di pregiudizio o di timore C'è una sorta di a monte, per cui l'interrogazione arriva anche a noi, la supervisione di questa cosa. Esatto. E al di là di alcuni dirigenti illuminati, diciamo che nella dimensione più o meno ordinaria è che il dirigente scolastico non accetta neanche di buon grado che ci sia il supervisore. E quindi tu mi dici uno dei vantaggi a ricaduta è che chi fa esperienza di una vera supervisione si sente ascoltato e a sua volta poi diventa più competente nell'ascoltare l'utente finale, in questo caso quantomeno apprezza e beneficia di che cosa voglia dire riservare uno spazio alla relazione e non soltanto al voto o alla valutazione. Un insegnante della scuola dell'infanzia chiede qual è secondo lei la forza del modello e del setting dei caffè pedagogici rispetto al classico modello di incontro tra insegnanti, cioè le classiche riunioni. Cioè, c'è qualcosa che si potrebbe imparare da questa esperienza dei caffè pedagogici e estrapolarla e portarla come elemento arricchente anche in altri contesti dove i confronti ci sono le riunioni, ci sono i consigli di classe, eccetera, ma il clima non è propriamente lo stesso. Esatto, quindi la prima domanda da porci è quanti consigli di classe iniziano con uno spazio informale in cui condividiamo un caffè e qualche chiacchiera? Pochi, molto pochi, quasi inesistenti. Nella scuola dell'infanzia forse tanto ancora si salvano perché c'è, io dico sempre che non bisogna scolarizzare lo 0,3, bisogna pedagogizzare il 4,6 semmai, ma l'elemento è un po' questo, quindi il distinguo tra un incontro diciamo di docenti all'interno di quelli previsti dall'organizzazione scolastica è che quelli hanno anche una finalità strumentale, cosa che il caffè pedagogico di suo non ha. È sufficiente stare insieme, condividere e dialogare, invece lì devi raggiungere una qualche forma di meta e di obiettivo e questo non è un distinguo da poco perché mette già me sul piano delle performance, della valutazione, del che cosa sto per dire, questioni che invece rispetto ai caffè pedagogici non sono mai emersi perché ognuno può dire la sua senza necessità di entrare in competizione. Ecco, questo era un po' anche l'altro elemento di distinguo, riconoscere un po' come dice Gordon che nel momento in cui apro la finestra quello che vedo lo sto vedendo io e che tu vedrai sicuramente qualcos'altro, ma non per questo ha più valore o meno valore, ecco, rispetto al percepito, poi sul piano scientifico ovviamente è altro. E poi c'è una pedagogista, Linda, che ti pone una domanda per la quale tu sei particolarmente esperto, quindi ti sarà anche difficile stare in un tempo limitato di risposta, perché questo sarebbe un altro incontro per quanto ti riguarda e anche per la competenza e il protagonismo che hai in questo processo che è in corso, perché chiede cosa ne pensa dell'istituzione dell'albo degli educatori e dei pedagogisti in discussione attualmente. Diciamo che più che in discussione è già passato e quindi è già una realtà. E che cosa ne penso? Penso che 10 anni di associazionismo professionale mi hanno insegnato che quando siedi ai tavoli istituzionali, se tu non rappresenti una forza compatta e unitaria che ha anche un peso specifico elettorale importante, non conti veramente nulla.
E quindi l'ordine, devo dire che non è mai stata la mia prima scelta. Io ho sempre sostenuto il modello spagnolo di riferimento, che ha adottato una legge 4 senza riserve, cioè nel senso che mentre la nostra, per questioni di interesse ordinistici, è stata annacquata alla sua approvazione, perché nelle prime bozze l'iscrizione all'associazione doveva essere obbligatoria, e invece questo poi è stato, come dire, eliminato come passaggio, di fatto rendendola facoltativa. Che cosa ha significato? Ha significato che 14 associazioni di pedagogisti ed educatori andavano al Ministero, che già era una cordata che faceva ridere di suo, per arrivare lì e dire che rappresentavano in tutto 4.000 educatori. E quindi, rispetto a questo, già un primo elemento è di natura, legato alla rappresentanza unitaria. Il secondo elemento, quello che dicevamo prima, la cornice deontologica di riferimento. Ad oggi, se io sono iscritto ad un'associazione professionale, ormai non esistono più perché ovviamente è passato l'ordine, però fino a ieri, se ero iscritto ad un'associazione professionale e commettevo qualcosa di penalmente rilevante, l'associazione poteva decidere, attraverso il collegio dei probiviri, di espellermi. Ma questo non significava che poi l'indomani mattina non andassi a iscrivere ad un'altra associazione. E quindi come veniva preservata e garantita la qualità? Era impossibile. Insieme a tutto ciò che, però veramente sarebbe un discorso molto ampio, di capacità anche di esprimere, visto che la legge ci dice questo, pareri da parte dell'ordine professionale in relazione a tutte quelle leggi o a quegli interventi di matrice nazionale, locale, ai vari livelli di governance, rispetto alla voce dei pedagogisti e degli educatori su dei fenomeni che altrimenti vengono sempre classificati come fenomeni di carattere sanitario. Questo o socio-emergenziali. Esatto. Certamente. Bene, quindi veramente tantissimi stimoli. Noi siamo veramente grati a Fabio Olivieri di averci raggiunto a Vittorio Veneto, da Roma. Grazie a voi. Il suo intervento è stato veramente prezioso. Le cose su cui potremo riflettere nei vari contesti sono veramente molte. Invito a tutti, compresi i genitori, a considerare questo come un incontro non tecnico, ma veramente di stimolo per questa generatività della riflessione di ciò che facciamo con i bambini e con le bambine, ma riflessione proprio su come stiamo e su come ci educhiamo. Quindi ringraziamo ancora una volta le persone che sono intervenute, il consigliere Bassetto, tutte le persone che ci hanno seguito. I messaggi sono stati veramente moltissimi di apprezzamento, non li abbiamo letti tutti, ma ci sono molte persone collegate. Diamo appuntamento a tutti alle ore 20:30, quando avremo la dottoressa Maria Rita Parsi per un incontro dal titolo Integrare corpo e mente per produrre armonia. Con questo chiudiamo l'incontro di questo pomeriggio. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche vi ringraziano di cuore per aver partecipato e vi invitiamo a tenervi aggiornati sul nostro festival consultando il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie a tutti e arrivederci.